Al via la 77esima edizione del Mandorlo in Fiore, che ha visto la partecipazione di tanta gente, complice anche la bella giornata di sole, che ha affollato le vie della città, che hanno assistito alla sfilata dei gruppi folk partita da piazza Municipio fino ad arrivare in piazza Cavour, dove si sono esibiti. A fare bella mostra di sé quest'anno è stata la novità del carro allegorico, un'opera disegnata da Sergio Criminisi e realizzata dai fratelli Leone di Sciacca. La manifestazione è continuata nella giornata di oggi con le sfilate dei gruppi folk internazionali dei bambini del mondo per le vie della città, nelle scuole, l'esibizione di gruppi folk in piazza Cavour e in serata al Teatro Pirandello, spettacolo internazionale tango argentino, patrimonio UNESCO. Una giornata di sole ha accompagnato con luce e luminosità questa apertura di questo Mandorlo in Fiore. Sì, questo è un buon auspicio. Naturalmente inizia il Mandorlo in Fiore ufficialmente oggi, 77esima edizione, una festa che ricorda le nostre tradizioni. Agrigento è quella che voi vedete, una città accogliente, una città che tiene tantissimo all'integrazione e alle relazioni tra le varie etnie del mondo. Oggi si sta avverando come ogni anno ancora in maniera più forte e più intensa rispetto al passato, perché quest'anno naturalmente rappresentiamo la capitale italiana della cultura 2025, quindi dobbiamo saper far bene. Il preludio tutto sta andando per il meglio e i ragazzi stanno lavorando tantissimo, lo staff incessantemente lavora giorno e notte e culminerà tutti naturalmente con la domenica finale, oltre alla sfilata per le vie della città, poi col premio che verrà dato al miglior gruppo sotto il Tempio della Concordia. Sindaco, quest'anno c'è un carro, è una novità assoluta, ci illustri il perché e il significato. Ma il carro soltanto è servito per arricchire ulteriormente, visto che siamo nel 2025, questa meravigliosa manifestazione, ma domenica ci saranno anche tanti altri carri offerti anche da qualche comune della provincia di Agrigento. Ricordo che domenica prossima sfilerò io per le vie della città con tutti i sindaci della provincia, ma anche con qualche altro sindaco di altre province che a fianco a noi stanno lavorando per il 2025. Cantone, un clima che coinvolge e travolge, è una organizzazione non certamente semplice. Per noi non è difficilissimo, perché da anni che ci occupiamo di questo, l'abbiamo fatto tante volte. Quest'anno è ancora più bello perché siamo capitale della cultura, quindi la sfida è stata maggiore. 20 gruppi di adulti, 10 di bambini che allieteranno tutta la settimana il pubblico. Abbiamo pensato quest'anno di dedicarlo all'America Latina, quindi ci saranno diverse serate sia a teatro mercoledì sera sia venerdì sera a piazza Cavour sotto questo palco. Ci saranno serate proprio all'insegna della danza latinoamericana e di coinvolgimento della gente. Una sagra pensata in piazza. Una battuta sul carro, questa novità è il carro. Quest'anno, essendo capitale della cultura, capitale italiana della cultura, abbiamo chiamato il maestro Criminisi, Sergio Criminisi, che ha disegnato questo carro e rappresenta l'Agrigento di ieri, di oggi e di domani, l'Agrigento della cultura, l'Agrigento greca, l'Agrigento del paesaggio architettonico e paesaggistico. Insomma, credo che anche quest'anno abbiamo fatto centro con questo carro molto apprezzato e fotografato dalla gente. Una manifestazione che è partita ogni anno, è sempre più ricca e anche complessa da organizzare. Sì, ogni anno è molto complessa, anche perché da diversi anni abbiamo elevato il numero dei gruppi, portandoli a 30 gruppi internazionali. Se pensate che oggi per la sfilata c'erano 50 gruppi, tra internazionali adulti, internazionali bambini, gruppi regionali, bande, più di 1200 persone che sfilavano, quindi coordinare una sfilata, organizzare un evento di tale dimensione è veramente difficoltoso, però grazie alle forze dell'ordine, grazie alla prefettura, alla sicurezza, oggi come primo appuntamento è andato benissimo. Domenica sarà un appuntamento ancora più grande perché verranno da tutte le parti. Speriamo di avere una bellissima giornata di sole e che dire, Agrigento è festa, viva il Mandorlo in Fiore. Giovanni Di Mai, da 22 edizioni di questi bambini del mondo, una
un momento che è sempre in crescita e apprezzato. Sì, il Festival I Bambini del Mondo è diventato uno dei più importanti festival al mondo per quantità di gruppi che vengono da Agrigento e poi perché tutto si svolge nella splendida cornice della Valle dei Templi. È una manifestazione che è cresciuta negli anni, che fa da apripista a questo grande evento che è il 70° Mandorla in Viola, e quale migliore occasione di cominciare proprio con la gioia che trasmettono, di cui sono capaci di trasmettere i bambini.